Io faccio parte di quel 80% degli agenti immobiliari a livello sia nazionale che a livello veneto che hanno ditte individuali, per cui non ho una struttura molto ampia, ma siamo due agenti immobiliari donne che si sono associate, quindi voglio dire collaborano tra loro con le proprie partite IVA ditte individuali. Come la gestiamo? Beh, io sono ancora, come vi dicevo, un po', gestisco un po' tutto, per cui gestisco la vendita, l'acquisizione dalla A alla Z, quindi dall'acquisizione alla gestione della pratica per quanto riguarda tutta la parte burocratica, quindi la gestione documentale della pratica, fino poi ovviamente alle visite e alla conclusione dell'affare, insomma, per cui alla preliminare e alla vendita concreta. Tra di noi siamo molto in sinergia, quindi nonostante siamo due partite IVA individuali, c'è molta sinergia tra di noi e c'è molta collaborazione. Per quanto riguarda il consiglio che posso dare ad una donna che in questo momento si approccia a questo mondo, devo dire che comunque è un mondo che è un lavoro che richiede molto tempo e soprattutto gli orari sono orari che non sono gli orari canonici 9 del mattino, 12:30 oppure 14:30, 16. Spesso, voglio dire, gli orari vengono traslati nella giornata ad orari anche verso sera, il sabato mattina, quindi bisogna essere comunque abituati o comunque avere questa prospettiva di lavorare in orari non così consoni come fanno, voglio dire, chi è dipendente, ma credo che questo valga un po' per tutti i lavori di imprenditoria, quindi lavori indipendenti. Per quanto riguarda consigli, beh, consigli sicuramente io dico sempre che è il lavoro più bello del mondo perché io amo questo lavoro. Oltretutto io ho iniziato sempre con un lavoro abbastanza maschile, quindi io ho iniziato, ho fatto la scuola di geometri e ho lavorato per anni con lo zio architetto, quindi ero in un mondo maschile. A me piace molto l'immobiliare, la casa, il mattone, gli spazi, entrare, immaginare l'immobile in qualcosa, come può essere trasformato e nel mio lavoro cerco di trasmettere questo al cliente, cioè cerco di dare questa visione di quello che può diventare l'immobile. Ci vuole molta organizzazione. Questo è alla base di tutto, però anche molta umiltà, ma questo a prescindere che si sia uomo o donna, quando si approccia ad un lavoro che è un lavoro nuovo, non basta frequentare un corso, sostenere un esame, ma l'esperienza è alla base di tutto, per cui io quello che consiglio quando iniziamo i corsi di presentazione ai corsi di agenti immobiliari, quello che dico, non facciamoci fuorviare dal fatto che sostengo il corso, divento agente immobiliare, che bello, apro un'agenzia, sono autonomo e si è sempre è un lavoro che si fanno un sacco di soldi. No, non è così. Cioè, comunque l'esperienza è la base di tutto. Forse la pazienza di questa società, c'è un po' poca pazienza, noto, nei ragazzi di oggi, perché si vorrebbe tutto e subito, no? Ma l'esperienza è la base di tutto, quindi quando ci si intraprende questa strada bisogna per forza di cose iniziare a lavorare al fianco di un agente immobiliare che lo fa da anni e non c'è cosa migliore che lavorare nel campo, sicuramente.